Uh, Uè, Beniamino, che piacere! Madonna, quanto tempo ci sentimmo? Come stai? Che novità? Ti piace una guagliona? Come sono contento, Beniamino! No, sono troppo contento, Beniamino! No, ma poi, Beniamino, è pure una sorpresa! Sì, perché diciamo che le volte che ci siamo visti, che ci siamo intesi, non mi hai mai parlato di femmine, no? No, ma mi fa piacere, Beniamino. Assai, Beniamino. Senti, e a quanto tempo vi state vedendo? Ah, è il primo appuntamento? Figurati, Beniamino. Sai che corre dentro il zucchero, sai? Un consiglio? Che consigli darà, Beniamino? Devi essere te stesso. Sì, te stesso, Beniamino, e dire che non ti scordi più, perché è troppo bello. Sì, fammi sentire, quando vado a vedere? A essa ti ha invitato? Sabato? Ah, beh, fammi sentire, a dove veniate? A Ceritte no. E perché, scusa? Ah, sabato sta viaggiando a per televisione. Mm. No, mi ricordo che sei appassionato, eh. Ma scusa, Beniamino, non ti puoi registrare e tu vira la roba. Ah, in diretta è più bello. E però, Beniamino, a guagliona ci potesse rimanere pure male, no? Ah, ti ha invitato per domenica? Vabbè. Vabbè, esci rumeno. Sì, a dove veniate? In una pizzeria? Ah, domenica sto concerto e Biagio Antonacci. Ah. Beh, iate tutte e due. Che cosa? Ah, a te ti piace stare innanzi a tutto. Mm. Ah, adesso va parecchio lontano. Beh, quindi vai solo tu. Mm. Però scusa, Beniamino, fammi capire. Sta guagliona ti piace oppure non ti piace? Ma tu ci hai detto già due volte no. Ah, lunedì. Ah, lunedì a pranzo. Vabbè, esci da lunedì. Fammi sentire, a dove vado? Da un ristorantino. Che problema? Ah, lunedì sta piacendo Nacci per radio. Però scusa, Beniamino, tu qua tu puoi registrare e tu sei da roba, no? Ah, rispondi a domande dei fans. Mm. Ah, vuoi fare qualche domanda in diretta, vuoi fare? Mm. No, Beniamino, siete, tu una domanda ce la fa. Se mi si dice, dicela così, caro Biagio, io che sto caprioso a te, invece lasci che femmina, sono stronzo oppure no? No, tu che ci dici, Beniamino? Beniamino, ce la fa questa domanda, mi fa questa cortesia? Perché poi voglio sentire se risponde, capito? Facci questa domanda. Venerdì, che sorpresa. Ma venerdì sta a casa sua e piace Antonacci? Ah, te ne nessun impegno, dico. Mm. E che sorpresa. Ah, conosco tipo locale, No, è un bello locale, sì, sì. No, è bello perché poi si gioca pure, è tipo locale a dove fanno i quiz pure, No, e si mangia pure buono, ci riesci.
Ah, è una serata speciale. Ah, si vincono i premi, si vincono. Mm. Cosa vinci? Una cena con Biagio Antonacci? No, Beniamino siete, che tu non sei tanto buono. Io l'ho capito perché, vabbè, si vede. Però tu sei proprio inguaiato, Beniamino. No, tu sei inguaiato proprio. E che se fosse una sorpresa per la guaglione, poi? Eh. No, ma io siamo conoscessi questa guaglione. Sì, io siamo conoscessi, io perché non la conosco. Dice, senti, come si chiama questa guaglione? Viaggia? No, Beniamino, te ne hai proprio. No, Beniamino, ma quando consigli, Beniamino, ma quando consigli a me? Beniamino, chiama Biagio Antonacci, chiamalo, organizzato per uscire tutti e tre. A così state tanto bello. No, non mi aggiornare, Beniamino, non mi aggiornare. Dai, no, non voglio sapere niente, Beniamino. Lascia stare. Beniamino, va a sentire una canzone, Beniamino. Va. Ciao, Beniamino, ciao. Ma quanto è stronzo questo?